Ciao a tutti, abbiamo un altro video di Cromo e il Sardo. Questo giro vediamo un po' contro chi li vedremo scontrarsi. Cromo sempre toss, il Sardo lo vediamo in versione Terran, ragazzi, questa è una sorpresa, ero abituato a vedermelo Zerg. E giocano contro un Mirror, Terran toss. Loro giocano quasi sempre contro Mirror. L'altra partita che ho registrato poco fa loro erano Zerg e Toss contro Zerg e Toss, e in questa sono Zerg e Terran contro Zerg e Terran. Mi sembra giusto, giustissimo. Detto questo, si stanno dando anche delle indicazioni. Spesso non faccio caso a quello che si scrivono, perché sono preso da altre cose. Tormentone dell'estate. Oggi è il 1° luglio. Tutti i video che mi avete mandato fino ad oggi ve li registro. Da oggi in poi tutto quello che ricevo faccio lo ignori, e come se non l'avessi ricevuto rimarrà lì in giacenza nella mia posta, o magari lo scarico e quindi rimarrà salvato sul mio desktop, però niente di più, perché il 9 luglio, che è sabato e ormai alle porte per mia grande gioia, me ne parto e me ne vado al mare. Devo purtroppo dare un esame adesso, cos'è, il 7, che dovrebbe essere mercoledì, giovedì. Sì, mercoledì vado all'università, giovedì ho un esame purtroppo, quindi vabbè, quei 2 giorni lì magari non riuscirò nemmeno a registrare, perché sto cercando di tagliarmi, di finire tutti gli arretrati. Comunque, a parte queste pessime notizie che mi avvelenano il cuore di esami all'università e perdite di tempo, volevo dire che io dal 9 luglio al 3 settembre, quindi tutto luglio e tutto agosto sostanzialmente non ci sarò, quindi non posterò niente, non potrò vedere i vostri replay, non sono morto, sono al mare. Non lamentatevi sul canale dicendo oddio che fine hai fatto, non posti più video, perché non posso postare nuovi video. Sicuramente non col cellulare al mare. Magari riuscirò a connettermi a qualche internet point o roba del genere, quindi magari riuscirò a farmi sentire, a salutarvi sui forum o a leggere magari qualche commento dal canale. Insomma, riusciremo ancora magari a comunicare, però ahimè niente più video fino a settembre. Sono sicuro che se me ne manderete degli altri, non curante il fatto che non potrò farli, arriverò a settembre con una posta strapiena. Vabbè, che tanto la potrò monitorare man mano durante la vacanza, quindi almeno non avrò l'effetto sorpresa e non mi dovrò spaventare. Comunque mi dispiace, ma non ne potrò commentare altri. Ora, per tornare alla partita invece, vediamo che il Terran Viola ha già fatto 2 caserme e si era chiuso dentro subito, quindi infatti avete visto l'SCV del Sardo non è riuscito a entrare a vedere. Stava facendo questo giro qua proprio perché in automatico quando gli si dice di entrare trova chiuso, fa dei giri strani. Il Protoss invece sta andando di forgia perché vuole stare calmo e rilassato con le sue belle torrette, e ha fatto un doppio portale, mentre Cromo ha fatto un secondo portale alla ricerca. Insomma, mi fa pensare che voglia andare di Forgate. Intanto anche il Sardo non si è chiuso, cioè anche, vabbè che il Protoss difficilmente si chiude dentro, solo in certe rare occasioni. Comunque stranamente il Sardo non ha deciso di chiudersi dentro. Vabbè che contro Terran e Protoss non è proprio necessario, perché comunque un Mass Marine e Stalker possono comunemente sparare dietro gli edifici che fanno da barriera, quindi a meno che non venga attaccato proprio da un Mass Zelotic, che è piuttosto improbabile, la chiusura è del tutto inutile. Più utile invece sicuramente è questo bunker, perché può proteggere un po' le unità durante l'attacco. I Marine per ora sono qui fuori, mi auguro che in caso di attacco lui abbia la prontezza di infilarli subito nel bunker. Nel frattempo qui ha mandato un SCV a scoutare dalla torre Xel'Naga, magari ci avrei mandato un Marine invece e l'SCV l'avrei tenuto per produrre, ma sono minuzie per calcolatori. Ecco che ha finito il Forgate e sta già preparando la Robo. Non so se sia giusto o sbagliato, cioè quello che sapevo io del Forgate è che bisogna metterlo appunto lì in produzione. Costruiti 4 gate si accumulano risorse e poi si cominciano a sfornare unità. Però è anche vero che a giudicare dalle unità che lui ha in questo, cioè dalle risorse che ha lui in questo momento, può sfornare unità senza problemi, anche se ha fatto la fabbrica robotica. Quindi boh,
non vedo perché non farsi la fabbrica robotica insieme al ForGate. Anzi, gli dà il vantaggio che può farsi subito l'observer, vediamo infatti che lo sta facendo per mandarlo bello bello alle porte del nemico. Nemico che invece sta andando proprio di mass zeloti, come avevo detto avrebbe potuto fare. Vabbè, se attaccasse un Terran chiuso dentro con i Mazzelotti subirebbe pesantemente, ma sono sicuro che aspetterà qualche Stalker, o comunque se dovessi attaccare si farebbe aiutare dal Mass Marine del nemico, che vediamo che ha fatto delle 3 caserme, in tutte e 3 il reattore. Sta facendo anche una 4ª caserma e si sta preparando la fabbrica. Molti Terran, soprattutto in video di Pro, li ho visti giocare di Mass Marine e Carry, che se ben splittati e mossi appunto in gruppettini separati in giro per la mappa sono a dir poco devastanti, perché per le unità invisibili sono presenti gli scan, per le unità a terra falciano tutto i carri armati e per le unità volanti falciano tutte marine. Il tutto in misto, se ben micrati ho visto in partite serie fare dei veri devasti, quindi potrebbe anche essere questo il caso. Vediamo che invece il sardo è un attimino più misto nella sua produzione, perché sta mettendo qualche Marauder insieme ai Marine, ha 2 caserme con reattore mentre una con modulo tecnologico. Magari io avrei fatto il contrario, così potevano uscire 2 Marine e 2 Marauder in contemporanea, però insomma dipende da quella che vuole lui fare come linea produttiva. È al pelo con i depositi, infatti ha appena terminato l'ultimo che l'ha liberato dal playblock. Hanno entrambi il controllo delle torri Xennaga, da una parte uno Zelota, dall'altra un SCV, e ora il sardo ha fatto un ping a casa del nemico. Fai un altro observer. Ah, ok, vuole 2 observer per poter avere una buona visione di entrambi gli eserciti. Di qua hanno quindi scoutato il Mass Marine, mentre di qua hanno scoutato il Mass Zeloti più una Sentry e un paio di Stalker, ecco, che adesso stanno per diventare 4. Vediamo che invece Chromo continua ad avere un esercito di Stalker, 2 Sentry e uno Zelota. Sta facendo un secondo observer e sta facendo la ricerca per i danni. Ha finito anche il concilio del crepuscolo, con il quale presto mi auguro di vedere, ecco, la ricerca della carica come nell'altra partita, carica che io apprezzo moltissimo, specie contro unità come... ma in generale, perché sia contro gli Stalker che contro Marine e Marauder gli Zeloti finiscono sempre per avere problemi, perché ora che li raggiungono subiscono un fracco di mazzate, quando invece hanno la carica diventano veramente dei piranha setati di sangue. Purtroppo sì, sta facendo la ricerca della carica, che io cronobusterei, però non sta facendo gli Zeloti, cioè, quindi al pane ma non ai denti, quindi mi auguro che ne faccia un bel mass presto. Nel frattempo sono già presenti le prime navette, quindi non ha deciso di giocare da campione, quindi non sta andando di carri e marine, ma sta andando solo di marine, e questo è un male, perché se si va di mass marine senza la copertura dei carri, vabbè che di là non ci sono Zerg a fare Benneling, però nel senso ci fossero Zerg con i Benneling li falcerebbero senza problemi. A giudicare invece da quello che si trova contro, potrebbe trovarsi contro dei, come vediamo qua, lanciatermiche in produzione, un paio di colossi e degli zeloti con carica, basterebbero ampiamente massacrarli. Anche un buon gruppo di Marauder cioè un gruppo di Marauder con zeloti e colossi non avrà nessun problema a falciarli. E dall'altro lato il Protoss, simile all'altra partita, sta spendendo un sacco di soldi in torrette da fifone, cannoni fotonici. Non si è ancora fatto l'espansione, vabbè che di minerale ne ha, quindi non sono quei cannoni fotonici a rallentarlo. Ho qualche problemino col Vespene, ma anche lui si sta facendo un observer, qualche ricerca per il carro d'assedio da parte del sardo, ricerca che invece non è stata fatta da parte dell'altro Terran, che ha fatto la fabbrica evidentemente solo per poter poi switchare a Medivac. E purtroppo non c'è ancora stato nemmeno uno scontro in tutto questo tempo, il che mi dispiace un po'. Doppia fabbrica per il sardo, che quindi probabilmente invece switcherà presto a carri d'assedio. Per lui anche una
Perché? No, aspetta, qui. Ah, sì, credo di essermi perso qualcosa. Prima uno switch qui ci deve essere stato. Deve aver messo lo spazioporto sul reattore della caserma e ora la caserma ha dovuto fare un secondo reattore, certo. Ecco che fa capolino il nuovo colosso. Con lo scanner, se l'avversario non è completamente cretino, vedendo il laboratorio robotico sa della presenza di colossi e quindi dovrebbe smettere di andare a Mass Marine e Zilot e dovrebbe cominciare a fare Marauder e Viking. Vedremo. Per ora no, sta continuando. Altri 7 marini in produzione. Questi vogliono proprio farsi falciare, Vabbè, si divertiranno un sacco i colossi e gli zeloti. Se gli zeloti faranno bene da tappo lanciandosi contro i marine con la loro carica, i colossi riusciranno sicuramente a fare un vero e proprio devasto. Il piccolo gruppo di Marine Marauder accompagnati con carro armato, anche loro se ben micrati e ben piazzati riusciranno a fare un bel danno. Intanto altre 2 caserme in produzione per lui e 2 fabbriche continuano a sfornare carri con 2 basi. E io farei anche la ricerca per i danni dei carri. Comunque con 2 basi il Terran può ormai ritenersi tranquillo economicamente parlando. C'è solo ora una prima espansione da parte del Protoss e anche l'espansione da parte del Terran, quindi comunque economicamente decisamente in ritardo entrambi. Buona idea la costruzione della torretta di rilevamento, così almeno non corrono rischi di imboscate. E ci aspettiamo di vedere al più presto un bel massacro, insomma, tutti quei marine. Ecco che ora sta facendo la ricerca per i carri d'assedio anche lui, per fortuna, perché sennò era proprio completamente e definitivamente spacciato. Pure ricerca 3 dei danni da parte di Cromo, cioè ragazzi, quei colossi fanno non male, di più. Già con la ricerca 2 adesso siamo a 19 danni, arriveremo a 22, 23. Ecco che ne stanno uscendo altri 2 perché ha fatto giustamente una doppia fabbrica robotica e ne sta preparando altri 2, ragazzi. Quindi siamo già a 4 e stiamo per arrivare a 6 con il terzo step di potenziamento. Cioè ormai deve attaccare e falciarlo. Cioè io li voglio proprio vedere quei marine quanto durano contro 6 colossi. Loro sono 1-1, i colossi sono a 3 di potenziamento e loro non stanno facendo Viking, quindi il counter per i colossi praticamente non esiste. Il Protoss sta facendo qualche Immortal, che sì, quelli ecco non sono male, però insomma più che tirare giù qualche Marauder non credo che riusciranno a combinare granché. Vediamo un po' cosa è successo qua. Ci sono un po' di Stalker e un pugno di zeloti qui sotto che subiranno pesantemente gli attacchi perché no, vabbè, Chrome non decide di seguirli. Se li avessi seguiti con i 4 colossi senza troppi problemi li avrebbe potuti falciare tutti. Intanto qua ecco gli altri 2 colossi che sono usciti, sta per finire la ricerca. No, la ricerca 3 sua l'ha già fatta. Qua però si sta formando già ricerca 2 per il Protoss nemico. Dovrebbero attaccare ora finché sono in vantaggio invece di rimanere qua in difesa. Sto continuando a ammassare Medivac e Marine. Oddio, è veramente spacciato, cioè deve contare sul suo compagno Protoss che va davanti a fare colossi, perché sennò lui è completamente spacciato. Qui arrivano ci sono i colossi di Cromo che rischiano. Ai. Ecco, per fortuna si è rotto praticamente solo lo scudo. Sì, i colossi, ricordiamo, funzionano sempre bene se ne stanno dietro qualcun altro che li copre, perché andati davanti da soli in avanscoperta sono carne da macello. Questo piccolo pugno di zeloti che sta dando così tanto fastidio. Intanto ricerca anche della corazza per Cromo. Ecco che si sposta il Mass Marine, che se dovesse entrare in collisione con questi carri anche senza i colossi verrebbe polverizzato. Sì, perché io per di più sto anche continuando a immaginare un attacco da parte di Chrome e Sarda, ma magari saranno così stupidi i nemici da essere loro ad attaccare. Se dovessero attaccare loro subirebbero davvero la sconfitta, ma nella maniera più pesante possibile.
perché tra colossi e carri armati la vedo grigissima. Tanto stanno arrivando anche dei Thor per Cromo. Qua intanto il nemico Toss decide di aprirsi la strada per l'espansione oro. Qua un Marine rimane sopra la Medivac, così gli piace, è comodo. Al calduccio riparato. Intanto quel SCV kamikaze del sardo ha visto la posizione dell'esercito nemico. C'è una quantità di piloni un po' inspiegabile da parte di Cromo in giro per la mappa. Sono tutti piloni che verranno facilmente devastati in caso di attacco, ma vabbè. Intanto ha la bellezza di 2, 4, 6, 8 colossi. Dai ragazzi, voglio vedere sangue, voglio vedere 8 colossi che falciano i Marine. Nel frattempo l'avversario Protoss sta facendo degli spazioporti, non so, ecco qua. 3 portali stellari che potrebbero essere un problema contro quel mascolossi, quindi sarebbe il caso di sbrigarsi. Su con l'attacco, su, che voglio vedere il sangue. Basterebbe un bel mazzeloti da parte di Cromo. Ecco, hai 1800 risorse, hai gate, magari se ne fai anche qualche uno in più male non fa. Crei giù 800 zelotti, parti all'attacco ed è fatta. Carri sono stati piazzati. Da qui hanno una buona visuale qua sull'angolino. Intanto c'è anche l'osservatore di Cromo, il che significa che se questi dovessero fare anche solo un passettino sarebbero falciati dai carri armati. Ne stanno arrivando altri 2. Ecco che lui va a fare da esca per spostare i Marine che boom vengono falciati dai carri armati. Dai ragazzi, peccato però, hanno subito un po' di colpi ma non sono stati eliminati. E ora però dovete spostarvi voi, è l'unica. Dovete salire su con il Mazzeloti e andare a finirli. Anche perché tutte quelle Medivac comunque i Marine, se feriti ma non uccisi, non bastano. Se no potete spostare sui carri. Ops sali. E perché però non sposta anche tutti i Zeloti e Stalker? Ecco che sta spostando i carri d'assedio. Quelli vanno per uccidere i colossi, ma i colossi sono pronti a scendere. I carri si piazzano lì. Quindi il nuovo relay è questo. Droga, purtroppo però di Medivac ne ha pochi, quindi la droga dovrebbe stare attento a tirarla solo quando serve, perché sennò rischia di ferirli tutti per niente. I colossi sparano qualche colpo prima di scendere, però da sotto continuano a subirlo l'attacco, quindi non è che gli convenga tanto rimanere lì. Intanto qui lui va e distrugge la base secondaria. I colossi, vabbè, anche se stanno subendo gli attacchi dall'alto, decidono di continuare, perché comunque gli observer li mettono in condizione di poter vedere bene la situazione. Ecco, ora si incrociano coi Marine e inizia il vero devasto. Dai. Qui sta cercando di salvarne un po' mettendoli sulle Medivac o sta semplicemente sbagliando a pingare. Dai. Ecco quello che volevamo vedere. Un po' di Marine arrosto. Questo volevamo vedere. Dai, ancora. Zot. Perfetto. Il viola ha lasciato la partita. Io ogni volta che vedo un cretino che va di Mass Marine falciato sono sempre felice, ragazzi. Mi avete fatto un altro favore con questo video, che a me vedere i Marine, gli idioti che vanno di Mass Marine, farsi stantuffare così duro mi fa solo piacere. Ora dovete dare il colpo di grazia al Protoss e avete vinto la partita. Intanto qua ti sei fatto una base senza stare a rompere le rocce. Puoi comodamente piazzarti i carri sotto casa sua
e far venire un observer o fare un paio di scan. Da qua non è che hai un enorme visuale, infatti non c'è niente, devi andare un po' più avanti. Dai, dai, dai. Intanto lui si sta facendo la ricerca per gli Alti Templari. Carri armati sugli Immortal non fanno malissimo, però vabbè, alla lunga riescono a distruggere qualsiasi cosa, anche gli Immortal. Intanto Marine Marauder più il Thor portano a casa parecchio. Arrivano anche i Colossi a fare il loro danno esagerato. Dovresti fare un lavoro un po' di micro, cercare di salvare quelli feriti e lasciare avanti solo quelli danneggiati, cioè solo quelli full. Ai 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 ai, il Mass Void sopra i Colossi è proprio una brutta cosa. Tanto qua piazza i carri e riesce comodamente a distruggere tutto. Con i Thor, Marine, Marauder, un disastro. Un vero disastro. Il Mass Void non può fare assolutamente niente. Le basi secondarie sono state demolite. Per quelle sonde non c'è speranza. Ecco che il Mass Void si fa di nuovo avanti ad attaccare i Colossi. Gli Stalker si spostano. Ecco, con gli Stalker può tranquillamente counterare il Mass Void. Poi le 4 povere Void, qua carri armati ce n'è a strafottere. Le Void sono state demolite e ormai resta soltanto da distruggere il poco che rimane qua. C'è qualche altra Void, ma sì, vabbè, non combineranno niente. Intanto sono tutti straferiti a furia di Stimpack, però bastano e avanzano per chiudere la partita. Le Void che continuano, questo ci crede, cioè continua a fare Void convinto di poter andare da qualche parte. Ha finito anche il minerale, nonostante avesse il minerale di 4 basi. Scappa ma cosa stai giocando a fare con le Void? Lascia perdere, hai perso. Ti asfaltano. Sì, ok, li distruggi i Marine perché si erano drogati, e gli Stalker come li distruggi? Più ci sono anche i Thor che hanno un minimo di antiaereo coi Javelin, che ti stanno disfando un sacco di roba anche quelli. 3 lance nel vuoto, 2 lance nel vuoto, 1 lancia nel vuoto, 0 lance nel vuoto. GG, finita la partita. Buona. Io fossi in voi avrei attaccato molto prima, anche perché con lo scouting che facevate con gli observer di Chromo sapevate che c'era un Mass Marine dall'altra parte e all'inizio il TOS non aveva assolutamente niente, quindi aspettando rischiavate soltanto che si svegliassero e facessero qualche unità un po' più seria. Quindi se avessi attaccato molto prima avreste chiuso la partita molto in fretta. Già quando avevi un 4 Colossi, se il sardo fosse andato direttamente di Marauder e carri armati e foste andati ad attaccare subito, avreste vinto in un attimo. Comunque è sempre bello vedere tanti Marine che bruciano. Ragazzi, ciao, alla prossima.